Il mio libro, nella sua essenza più stretta, è l'autobiografia di una faina. Ovviamente una cosa abbastanza particolare, siccome le faine non sanno scrivere né hanno le concezioni di cosa sia un'autobiografia. È la storia di Arci, che è un animale che vive in un mondo molto feroce, che si ritrova per determinate circostanze a dover vedere la vita e la natura con occhi completamente nuovi. Imparerà la potenza della parola, della scrittura, scoprirà la morte come agente equo che tocca ogni essere vivente su questa terra, cosa che gli animali ignorano, e scoprirà anche l'esistenza di Dio con tutte le sue contraddizioni e le sue domande. Sul fatto di essere qua a Venezia in questo bellissimo hotel, fra l'altro, continua a darmi un certo sgomento, un certo brivido e anche un leggero terrore. Sono contentissimo della scelta della giuria di mettermi in questa fantastica cinquina e insomma che vinca il migliore, ecco.